Capo dello Stato Sergio Mattarella in Veneto per inaugurare la 3 giorni dedicata a Padova, capitale europea del volontariato. Il presidente accolto dai giovani, dalle autorità, dal governatore Zaia al sindaco Giordani. Coronavirus, una sessantina le persone di rientro dalla Cina che hanno accusato febbre, tosse e difficoltà respiratorie e che si sono sottoposte ai tamponi. In Veneto, tra queste, il ventenne ricoverato da ieri in ospedale a Belluno. A Padova molti cinesi rientrati in Italia scelgono l'autoisolamento, la testimonianza di una imprenditrice che non esce di casa dal 28 gennaio. Intanto è contro la rovescia per il picco dell'influenza stagionale, 232.000 veneti colpiti secondo il report regionale. Un latitante russo di 51 anni ricercato per l'omicidio di 4 persone in Russia è stato scoperto e arrestato mentre alloggiava in un hotel a Noventa di Piave. Guerra agli ecovandali a Casale sul Sile, cestini pubblici riempiti di rifiuti a ogni ora. Uno degli ecovandali in azione ripreso dalle telecamere. Tra le attrici italiane più celebrate, Leonora Duse rivive in un balletto in cartellone in anteprima nazionale al Fenice. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, dunque l'avete visto e sentito dai titoli. Il giorno oggi della visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella a Padova per inaugurare la 3 giorni di Padova, capitale europea del volontariato 2020, una giornata molto importante che i nostri inviati di Padova stanno seguendo. Poco fa ha parlato proprio il Capo dello Stato Sergio Mattarella, allora ci colleghiamo subito con la nostra Valentina Visentin e Cristian Roque Jende che stanno seguendo questa giornata. Ti vedo in diretta con un ospite, a te Valentina. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno da Padova, qui con me c'è Emanuele Alecci, presidente del Centro Servizi Volontariato di Padova, il grande animatore e il grande realizzatore di questo evento oggi e dell'anno che vedrà Padova capitale europea del volontariato. Lo avete appena detto, si è concluso da pochi minuti l'intervento di Sergio Mattarella, il Capo dello Stato è stato accolto dai tricolori sventolati dai tanti bambini e dagli oltre 4.000 volontari presenti qui nella sala del padiglione 8 della fiera di Padova. Voi siete l'Italia migliore, ha detto il presidente Mattarella rivolgendosi ai volontari, ricordando il loro operato nelle zone e nei momenti di emergenza ma anche con il loro lavoro quotidiano. Mattarella che poi ha ricordato l'impegno del servizio civile e soprattutto appunto dei volontari che hanno bisogno di essere sostenuti anche dal punto di vista legislativo. Il Capo dello Stato è arrivato puntuale alle 11, prima di lui aveva parlato anche il sindaco di Padova Sergio Giordani, dicendo che questo evento è merito di tutte le associazioni che operano nel Padovano, sono oltre 6.000 con 20.000 volontari. Questa è la giornata del noi e non dell'io, ha detto il sindaco di Padova, ringraziando i volontari. Volevo lasciare un attimo la parola a Emanuela Lecci, insomma ci descriva i sentimenti, le emozioni di questa giornata e come si tradurrà l'anno del volontariato qui a Padova e in Veneto. Allora, solo una battuta, l'appello del nostro Presidente ci ha dato un incarico, partiamo noi come volontari, forse siamo i cittadini migliori ma noi sogniamo, questo è l'impegno, che i cittadini migliori non siano solo i volontari e quindi inizierà tutto un grande lavoro di ritessitura del nostro territorio, certamente nella nostra città e nella nostra regione, ma che poi si propagherà, come l'abbiamo detto, anche a livello nazionale. Quindi la capitale europea del volontariato è un'opportunità per tutto il Paese, la stiamo cogliendo e ci dobbiamo prendere questo incarico fortissimo. Ricucire l'Italia vuol dire prendere un altro passo. E il volontariato sa qual è. Ecco, mi pare che oggi il Presidente è stato molto chiaro e ci ha fatto molto piacere. Non a caso il Presidente della Repubblica più volte ha applaudito durante il suo discorso, c'è stata quasi una standing ovation quando ha lanciato un messaggio ai giovani. Dobbiamo essere noi l'insegnamento ai nostri giovani con gli esempi, con le azioni concrete, con un comportamento concreto e coerente. E Mattarella insomma ha dato un messaggio importante, vi ha lasciato un messaggio importante. Ci ha detto di diventare testimoni perché i giovani sono dei grandissimi
attivatori di volontariato, ma dobbiamo essere dei testimoni forti, precisi, dargli dei messaggi precisi e su questo si può veramente fare una nuova pagina, un nuovo capitolo di volontariato nel nostro Paese. Grazie ad Emanuele Alecci, buona giornata e buona festa, ma soprattutto buon lavoro per questo anno importante. Vi lasciamo proponendovi anche l'intervento del Presidente del Veneto Luca Zaia, che ha ringraziato tutti i volontari veneti, ricordando che il volontariato e la solidarietà è nel nostro DNA, quindi possiamo sentire le parole di Luca Zaia. A voi la linea per il momento. Grazie. Però poi quando tu vedi i dati, il grande lavoro che fanno questi veneti, capisci che non è un caso, lo diceva prima il sindaco Giordani, che questa comunità diventa capitale europea del volontariato, e se poi vedi da vicino questi dati ti accorgi che in Veneto sono 2500 le organizzazioni che fanno volontariato, sono 1500 le realtà che si occupano di sociale, ma in tutto questo contesto, se andassimo a contare il lavoro silenzioso che tutti questi signori e signore fanno, noi sappiamo che abbiamo più di 30.000 realtà associative che coinvolgono un Veneto su 5. 900.000 veneti quotidianamente dedicano il loro tempo libero alla comunità. Quasi 1 milione di veneti, glielo dicevo prima, sui 5 milioni fa volontariato. Tu dedichi il tuo tempo libero. Io direi che quotidianamente c'è qualcuno che si sostituisce alla mancanza delle istituzioni, perché poi questa è la verità. Però voglio anche dire che questi tratti somatici vengono da una radice cristiana che noi abbiamo, no? La solidarietà, la compassione. Però me lo lasci anche dire, anche l'autonomia e la sussidiarietà, quella che lei ha definito un valore costituzionale e che ha detto che è un vero elemento di unità nazionale, e penso che questi siano i valori che hanno i nostri volontari: avere il problema e autonomamente risolverlo. Questo è il nostro DNA, è una mobilitazione che parte dal basso. Queste le parole del governatore Zaia, dunque nel suo intervento per l'arrivo del Capo dello Stato, si stava rivolgendo proprio a Mattarella. Questa sera ovviamente nel corso dei nostri telegiornali tutti i servizi che racconteranno le varie facce, i vari volti della giornata importante per Padova. Adesso invece apriamo il capitolo coronavirus. In Veneto una sessantina le persone che a causa di tosse, febbre, difficoltà respiratorie si sono sottoposti a un esame sanitario, il cosiddetto tampone, per sapere se hanno contratto il coronavirus. Sono tutti casi ritenuti dubbi, ovviamente nemmeno casi sospetti, ma dubbi perché di persone rientrate dalla Cina o state a contatto con animali che potevano diffondere il contagio. Tra questo gruppo di persone c'è anche il 20enne bellunese che ieri è stato ricoverato all'ospedale cittadino San Martino appunto per gli accertamenti, lo abbiamo raccontato proprio ieri sera. E ricorderete, alcuni giorni fa era tornato dalla Cina senza presentare alcun sintomo, gli era stato suggerito di restare in casa in isolamento, poi è sopravvenuta la febbre. Allora, su questa vicenda ci aggiorna da Belluno in diretta telefonica Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno. Come avete detto voi, il giovane da ieri pomeriggio alle 17 è ricoverato in isolamento nel reparto di malattie infettive del San Martino di Belluno. Le sue condizioni di salute sono buone, il ragazzo è febbrato ed è tranquillo, riferiscono fonti interne del nosocomio del capoluogo. Ieri sono stati prelevati i campioni di materiale che questa mattina sono stati inviati all'ospedale di Padova, da dove in giornata dovrebbero essere resi noti i risultati. Il ricovero del giovane, che lo ricordiamo è rientrato lo scorso 30 ottobre dalla Cina, dove stava svolgendo un tirocinio di 3 mesi al consolato italiano di Jiangsu, a 850 km da Wuhan, epicentro dell'epidemia causata dal coronavirus. Il ricovero, vi dicevo, è stato disposto in via del tutto prudenziale a causa del sopraggiungere in questi giorni di poche linee di febbre e di tosse. Lo studente al suo rientro senza sintomi di malattia
era stato consigliato dal virologo del San Martino di Belluno di rispettare 15 giorni di isolamento in via precauzionale. Corretto quindi il ricovero che segue la procedura disposta per l'emergenza coronavirus dal Ministero della Salute nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Belluno, struttura pronta ad affrontare la situazione. Per ora è tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani. Nel frattempo, anche questo l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, c'è chi sceglie in via precauzionale l'autoisolamento, molti anche della comunità cinese di rientro dalla Cina. Tra queste una imprenditrice, una ristoratrice padovana che non esce di fatto di casa dal 28 gennaio. L'abbiamo raggiunta al telefono e ci ha spiegato il perché di questa scelta. Per bene del mio paese, per bene di mia famiglia, anche per bene dei miei amici e tutti gli amici, anche da tutti gli amici italiani, anche tutti italiani, giusto? Perché io come se fosse una persona adottata da Italia, insomma sono da 36 anni in Italia e quindi voglio bene anche questo paese. A Padova, Wu Yongxi è tornata il 28 gennaio via Shanghai, Roma e Venezia, pochi giorni prima che l'Italia chiudesse i collegamenti con la Cina. Da quel momento, per sua scelta, vive in una casa a pochi passi dal suo ristorante cinese di Ponte Vigo d'Arzere, autoisolata. Le manca il marito, le mancano i 3 figli, ma l'Italia è il suo paese d'adozione e questa è una scelta responsabile che come lei stanno facendo tanti cinesi. Sta facendo mia cognata e anche i suoi amici di mia cognata, che loro sono tornati 2 giorni prima di me e sono andata a casa di sua amica e sono in 3 e stanno insieme in 3. Loro stanno finendo adesso fra poco. Poi c'è anche una mia amica della scuola del canto, anche lei è tornata da Cina e da sola. Poi anche ho un'altra sorella a Trieste e aiuta l'associazione cinese di isolare tutti i cinesi appena tornati dalla Cina a Trieste. In casa si alza tardi, fa ginnastica, poi pranza, si aggiorna con le chat cinesi sull'evoluzione dell'epidemia e lavora da casa per aiutare la Cina. Questi giorni sto cercando le mascherine e quella tutta da laboratorio, no? Quella usa getta per lo Stato cinese. Sto aiutando allo Stato a raccogliere, perché ormai non ci sono più le mascherine in giro, capito? Nessun sintomo per ora. Sto come forte come un leone. Sto bene perché riposo bene, tranquilla, in pace, capito? Quando ho riposato bene, senza nessun disturbare, quando ti svegli stai bene. L'isolamento finirà martedì, intanto la psicosi sta svuotando anche il suo ristorante cinese, racconta. Nello storico locale di via Marsale, in segno di solidarietà, pranzerà la prossima settimana l'intera giunta comunale di Padova. Continua la paura, ma anche la solidarietà. Nel frattempo, nel pomeriggio di oggi arriveranno all'aeroporto di Treviso i termoscanner, i termometri a infrarossi per misurare la febbre ai passeggeri dei voli internazionali. Ci saranno anche i volontari della Croce Rossa. Dopo Marco Polo di Venezia e Catullo di Verona, i termoscanner e i termometri a infrarossi arriveranno nelle prossime ore anche all'aeroporto di Treviso. Inizialmente il Canova, così come gli altri 2 veneti, non era stato interessato dai controlli vista l'assenza di voli diretti con la Cina. Ora che l'emergenza coronavirus è diventata planetaria, con casi conclamati in tutta Italia e in tutta Europa, anche in Veneto si corre ai ripari. I nuovi dispositivi segnaleranno tutti i soggetti con temperatura corporea uguale o superiore a 37,5, ma il canale sanitario scatterà soltanto se il soggetto in questione sia stato in Cina nei 14 giorni precedenti. Non solo, a supportare il personale al Canova arriveranno anche i volontari della Croce Rossa, nuovi dispenser di liquido disinfettante, mentre sono state acquistate diverse mascherine certificate di vario tipo. Mascherine che in realtà all'aeroporto di Treviso sono visibili da almeno 2 settimane, da quando si è cominciato a parlare di coronavirus, come avevano raccontato addetti e passeggeri. A livello di mascherine ci sono spesso passeggeri che le indossano. Sì, si vedono un po' di più e fanno effetto. Generally I'm not really afraid. Accantoniamo il coronavirus perché nel frattempo c'è anche l'influenza stagionale che sta per arrivare al suo picco stagionale e secondo il report regionale ha colpito già 232.000 veneti.
232.900 veneti messi a letto in totale dall'influenza, un quarto dei quali nella settimana tra il 27 gennaio e il 2 febbraio. Se siamo al conto alla rovescia verso il picco stagionale atteso per metà mese, la malattia sta colpendo nella nostra regione con un andamento che gli esperti considerano in linea con le stagioni precedenti. In totale 9 i casi considerati gravi, una giovanissima veneta è morta per le complicanze. I più colpiti i bambini tra gli 0 e i 4 anni, 33 su 1000, seguiti dai bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni. Minima la percentuale degli ultra 65 anni coperti per la maggior parte dal vaccino. A Padova le somministrazioni di vaccino hanno toccato cifre da record. Abbiamo esaurito 181.000 dosi di vaccino e ad oggi solo un caso grave, uno solo, di un 74enne attualmente ricoverato in rianimazione ma che soffriva di numerose patologie croniche. Il vaccino resta l'arma migliore anche in tempi di coronavirus? Il vaccino resta l'arma principe rispetto alle malattie contagiose. Adesso la pagina della cronaca per parlare di un latitante russo di 51 anni ricercato a livello internazionale per associazione per delinquere e accusato dell'omicidio di 4 persone avvenuto in Russia nel 2012 e che è stato scoperto e arrestato mentre alloggiava in un hotel a Noventa di Piave nel Veneto orientale. Il blitz è dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di San Donà di Piave su segnalazione proveniente dall'Interpol di un potenziale soggetto pericoloso. L'uomo si trovava appunto nel veneziano assieme alla moglie e al figlio, aveva riservato 2 stanze dell'albergo, risulta residente da anni in un paese vicino a Malaga in Spagna, è stato condotto in caserma dopo la identificazione appunto sul suo capo, un'accusa molto grave evidentemente di 4 omicidi, un quadruplice omicidio avvenuto in Russia nel 2012. Adesso sempre la cronaca, sono stabili ma sempre gravi le condizioni dell'operaio di 57 anni che ieri nel tardo pomeriggio è stato travolto mentre stava lavorando lungo la Feltrina a Onigo di Pederobba. Stava posando dei pannelli fonoassorbenti sulla Feltrina all'altezza di Onigo quando è stato travolto da una vettura condotta da un 48enne di Belluno. L'operaio di 57 anni, originario della Moldavia, è stato subito soccorso dai colleghi che si trovavano nello stesso cantiere stradale. Trasportato al Cafoncello, le sue condizioni sono risultate gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica del grave incidente al vaglio dei carabinieri e dei tecnici dello Spisal. Entrambe le carreggiate erano state ristrette fin dal mattino con tanto di segnalazioni e cartelli stradali. Gli operai avevano quasi finito il lavoro. Il 57enne stava per togliere i coni spartitraffico quando l'auto del 48enne, una Seat Ibiza, l'ha travolto. Adesso pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Ripartiamo da una notizia di cronaca di poco fa, perché intorno alle 10 i vigili del fuoco sono intervenuti in un'azienda di carpenteria a Pieve dal Pago per soccorrere un operaio rimasto incastrato sotto una struttura metallica in lavorazione. La squadra dei pompieri, in collaborazione con il personale del SUEM, ha liberato l'infortunato, che è stato stabilizzato e poi portato in elicottero all'ospedale di Belluno. Le condizioni appunto sono serie, l'uomo è stato portato appunto in ospedale e le cause sono al vaglio dello Spisal ovviamente e dei carabinieri. Adesso invece a Casale sul Sile non è l'unico comune, ma la piaga degli ecovandali c'è anche a Casale sul Sile, cestini dei rifiuti che vengono riempiti continuamente dai cosiddetti ecovandali, uno di questi pizzicato anche dalle telecamere. Il sindaco promette la linea dura. Immortalata da una videocamera, una persona esce dall'auto e getta un sacchetto pieno di rifiuti in un cestino pubblico. Un fenomeno, spiega il sindaco Stefano Giuliato, in crescita soprattutto negli ultimi mesi nel territorio. Persone che decidono di disfarsi dell'immondizia anziché nei propri contenitori in quelli comunali. Grazie all'azione dell'amministrazione e alle segnalazioni dei cittadini, il comune è riuscito ad ottenere i primi risultati. Da un'indagine che stiamo facendo anche grazie al bacino Priula ci si accorge che c'è di fondo un'ignoranza, perché non si conosce la tariffa e gli scarichi che già sono all'interno della tariffa base. Piuttosto stiamo notando magari anche qualcuno che viene da disagio sociale, magari tipo accumulatori seriali che poi escono e scaricano nei cestini pubblici.
Ciò non toglie che comunque ci sono anche e soprattutto gli ecovandali che non rispettano l'ambiente in cui tutti viviamo. Chiunque verrà sorpreso e immortalato a gettare rifiuti sarà sanzionato, anzi, continua il primo cittadino, le multe dovrebbero essere aumentate. Non solo, ma in alcune zone del comune sono state scoperte anche delle mini discariche. Ci sono anche delle mini discariche che anche in quel caso stiamo monitorando con delle particolari fototrappole e quindi anche lì ci sarà una guerra a campo aperto. Presto partirà un controllo incrociato per verificare se ci siano persone nel territorio che addirittura non abbiano mai ritirato i bidoni dei rifiuti del comune. Stiamo iniziando una campagna porta a porta, grazie ai dati incrociati tra noi di amministrazione comunale e loro come Contarina, in cui stiamo identificando proprio con il bisturi quelle persone che non hanno mai fatto uno sversamento. Una battaglia serrata contro gli ecovandali. A Venezia adesso, meglio al Lido di Venezia, dove il nostro Lorenzo Maier ci aggiorna sulla questione del Palacinema e la Corte dei Conti che si è espressa. È così, Lorenzo? Sì, buongiorno da Venezia. C'è un presunto danno erariale di quasi 13 milioni di euro nella vicenda della costruzione del nuovo Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, struttura che poi non è mai stata realizzata. La Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto si è presta a chiudere un'inchiesta sul progetto poi mai realizzato del nuovo Palazzo del Cinema e ha contestato a 13 persone tra tecnici e amministratori la procedura per realizzare la struttura. L'inchiesta era stata avviata, ricorderete, nel 2011 in base a una denuncia del Codacons regionale dopo il blocco dei lavori di costruzione dell'edificio. Lo stop al cantiere venne causato dal rinvenimento di una consistente presenza di amianto nello sottosuolo e i giudici della Corte dei Conti ritengono che la struttura commissariale allora eletta dal commissario governativo Vincenzo Spaziante avrebbe dovuto fare accertamenti più approfonditi che avrebbero evidenziato in anticipo la presenza di amianto e quindi evitato una spesa inutile. Ora le 13 persone a cui è stata contestato il danno erariale avranno 90 giorni di tempo per produrre ulteriore documentazione e le loro memorie. Una vicenda che comunque purtroppo continua a fare scalpore in città e nell'isola. Da Venezia per il momento è tutto, nello studio. Grazie a Lorenzo Maier. Restiamo però a Venezia parlando tuttavia di cultura e di Eleonora Duse. Gabriele D'Annunzio la soprannominò la Divina. Il drammaturgo russo Chekhov, dopo averla vista in scena, scrisse alla sorella: «Non conosco l'italiano, ma ha recitato così bene che mi sembrava di comprendere ogni parola». Eleonora Duse è una delle più importanti attrici teatrali italiane a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, anzi il simbolo stesso di un teatro moderno che rompeva gli schemi del teatro ottocentesco. L'attrice è celebrata in questi giorni a Venezia con Duse, balletto di John Neumeier su musiche di Benjamin Britten e Arvo Part in cartelloni alla Fenice in prima nazionale. Duse non ha un approccio documentaristico, ma inventa situazioni e immagini per evocare l'essenza di una personalità unica. Situazioni inventate, ma fondate sul materiale documentario raccolto dall'autore, su cui si sviluppano poi situazioni che forse non sono mai avvenute, ma che traspongono i tratti fondamentali della sua figura. Pavese di nascita, Eleonora Duse riposa in Veneto, ad Asolo, dove aveva una casa, seppellita, come chiese espressamente, rivolta al Monte Grappa, per amore dell'Italia e dei soldati che aveva assistito durante la Prima Guerra Mondiale. Adesso a Marostica per entrare nel Medioevo. In attesa della partita a scacchi di settembre, Marostica riporta indietro le lancette dell'orologio di qualche centinaio d'anni fino al 1454. E questo infatti è il nome della nuova manifestazione marosticense, nata per raccontare l'antefatto della leggenda della partita a scacchi. Il 29 febbraio e il 1 marzo spazio quindi agli sbandieratori, alle antiche tradizioni e ai mestieri medievali nel castello. Avremo un mercatino con sbandieratori, mangiafuoco, cognatori di monete, ci saranno dei fabbri che creeranno spade, gli sbandieratori di Firenze che verranno su per i 50 anni del gemellaggio con Marostica, e ci sarà l'intervento anche degli sbandieratori di Romano, quindi veramente sarà un weekend ricco di emozioni che porterà sicuramente molto turismo.
Oltre ai 250 figuranti, la manifestazione servirà anche a presentare la Bella Leonora del 2020 e Oldrada, le protagoniste della partita a scacchi che verranno scelte in una rosa di finaliste dai saggi marosticensi. In Marostica 1454 vogliamo far rivivere Marostica nei tempi del Medioevo e far capire alla gente dove è nata la leggenda della partita a scacchi. Una nuova proposta che si innesta su una gestione turistica che per la cittadina guarda a tutte le stagioni. Un invito a venire a Marostica quando? Sempre. Non ci sono dei giorni preferibili o meno. Marostica è sempre bella. È bella d'inverno, è bella d'estate, è bella in primavera, è bella in autunno. Siamo in chiusura agli appuntamenti con la programmazione, fra pochissimo dopo di noi ore 13 e poi questa sera a 20:10 in avvicinamento ormai al 10 febbraio, al lunedì, al giorno del ricordo, parleremo questa sera dell'orrore, delle foibe, il dramma, la tragedia degli esuli, lo faremo proprio con uno di loro, con una testimonianza di chi ha vissuto quegli anni, Piero De Cleva. Da non perdere dunque la puntata di 20:10 questa sera e poi alle 21:15 come sempre, come ogni venerdì, la nostra storia, la trasmissione che ripercorre appunto l'archivio di Antena 3, spulcia nell'archivio le immagini storiche del territorio con il nostro Lucio Zanato alle 21:15. Adesso invece è tempo del meteo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione sul nostro territorio, bel tempo dunque, ma attenzione alle gelate notturne. Il dettaglio di venerdì 7 febbraio. Sul Veneto ampio soleggiamento dappertutto, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo velato. Attenzione solamente a locali foschie mattutine, ma poi in rapido dissolvimento. Uno sguardo alle temperature, minime sotto zero o intorno a 0 gradi quasi dappertutto, massime invece tra 7 e 10 gradi. Bel tempo anche sul Friuli, Venezia e Giulia, con tanto sole su tutti i settori e cielo sgombro da nubi. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime invece tra 7 e 9 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui il sole sarà prevalente con cielo sereno, vedete, su tutti i settori. Temperature minime fino a meno 5 gradi, massime invece tra 6 e 10 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.